ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sono ancora in corso le ricerche dei due piloti del Canadair CL415 dei Vigili del Fuoco precipitato nel pomeriggio di ieri nella vallata Calcinera a Lingua Glossa. Il velivolo, decollato dall'aeroporto di Lamezia Terme, stava svolgendo alcuni lanci d'acqua in quella che era una normalissima operazione di routine sotto le direttive di un responsabile delle operazioni di spegnimento del Corpo Forestale della regione siciliana. Per motivi che saranno oggetto di indagine, il velivolo nel corso di una manovra di rientro ha urtato il costone precipitando e prendendo fuoco. È stato archiviato il procedimento per abuso d'ufficio nei confronti del dottor Massimo Buscema, endocrinologo dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il professionista era accusato di aver violato la legge adottando criteri differenti da quelli previsti nell'avviso pubblico di indagine di mercato, realizzando così un danno ingiusto nei confronti degli iscritti all'albo. Non appaiono sussistere rilevanti gravità la decisione del GIP. Un team di professionisti è già al lavoro per pianificare le opere di completamento del canale di Gronda della città di Catania. Si tratta del cosiddetto collettore B, destinato a raccogliere le acque a monte per poi smaltirle correttamente in mare. A realizzare l'opera sarà il Consorzio Stabile Medil di Benevento, che si è aggiudicato i lavori per un importo di 32 milioni di euro. Domenica scorsa, alla fine della partita pareggiata in casa con il Cittadella, i tifosi rosanero hanno manifestato tutta la loro delusione per la prestazione incolore del Palermo, con una bordata di fischi verso i propri beniamini. I tifosi per domenica chiedono una prova di orgoglio. Sul nostro sito la probabile formazione. E con questo per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.